Sport, la formazione di mister Zanin impatta contro il Lecco ma non va oltre lo 0-0 e in classifica è raggiunta dal Rimini. Sentiamo. Terzo pareggio consecutivo in campionato per l'11 di Diego Zanin, che non riesce ad abbattere il bunker del Lecco, penultimo in classifica. Finisce 0-0 lo scontro al Teni e il Treviso si fa raggiungere in classifica dal Rimini. Resta a tre lunghezze il Casale. Parte meglio il Treviso, prima con Giorico dal limite, poi con un gol annullato a Maracchi per fuorigioco. Il Lecco si fa vedere al 12° con Fabbro che anticipa Sartorello, ma il fuorigioco annulla tutto. Al 14° palo di Di Girolamo su punizione, poi è Perna tu per tu con il portiere che si fa respingere il tiro. Nel secondo tempo Perna al 46° tira al volo su assist di Madiotto fuori di poco. Treviso ancora in avanti con la coppia Ferretti-Perna, ma para il portiere. Episodio da Moviola su Ferretti che è messo giù al limite, per l'arbitro tutto regolare. Poi al 72° Di Girolamo su punizione fuori di poco. Ancora il centrocampista da lontano, ma il portiere del Lecco respinge. La squadra lombarda si fa vedere all'83° con Fabbro, slalom in area, ma il tiro è debole. L'ultimo assalto biancoceleste ad opera di Toromino in contropiede destro bloccato dall'estremo difensore del Lecco. Diciamo che questi pali, questi rigori non dati, anche il gol che non so se era in fuorigioco o no, perché comunque un gol che sembrava dalla tribuna regolarissimo e purtroppo gira così. Bisogna stare tranquilli, visto che le occasioni le creiamo, aspettare il momento buono, vedrete che ritorneranno anche i risultati.